Chiamati alla partenza i cavalli della terza corsa, ancora un confronto per puledri di 2 anni sulla distanza del miglio, sono in 10, 1 Joseph ZS, 2 Izanami Font, 3 Ida Trio, 4 Igea degli Dei, 5 Ida Spritz, 6 Ringo dei Rum. Seconda linea, 7 Island degli Ulivi, 8 Indiana di Casei, 9 Impressive Dance, 10 Intrepido Holm. Favori per Impressive Dance numero 9 Vincenzo Luongo in sediolo, alternativa Izanami Font, che a fine gioco è giocata più o meno sulla stessa linea di Impressive Dance. Macchina che accelera con Izanami Font che cerca di assumere l'iniziativa. All'esterno sono veloci anche Ida Spritz e i Ringo dei Rum, ma conquista in breve la testa. 5 Ida Sprit squalificato. Izanami Font Numero che 1 Joseph ZS squalificato. squalifica intanto per il numero 1 Joseph ZS, ha sbagliato anche Igea degli Dei e in seconda posizione c'è Ida Trio, mentre all'esterno continua nella sua progressione il Ringo dei Rum. Il Ringo dei Rum si porta sulla lieva di Lorenzo Baldi, Izanami Font, 30 per i primi 4 e all'esterno intanto cerca di ingambarsi anche il Sauro di Vincenzo Luongo, Impressive Dance, 600 che se ne vanno in 45,6 con Izanami Font che continua a comandare la gara. All'esterno c'è il Ringo dei Rum, lungo la corda in seconda posizione Ida Trio, poi Impressive Dance, ancora Island degli Ulivi, gli altri fuori corsa. 800 in 1 minuto e 5 decimi. Numero con 10 Ringo dei Intrepido Rum Holm che squalificato. rimane al sediolo della battistrada. Izanami Font si arriva così al paletto del chilometro, percorso in 1:16,1 con un parziale ancora in 15,6. Izanami Font in vantaggio a 500 dalla conclusione, cerca di entrare in azione anche Impressive Dance a 500 dall'arrivo. Lo scatto di Impressive Dance che in poche battute sorvola il duo di testa e passa a condurre a 400 scarsi dalla conclusione, scende alla corda e prende subito vantaggio. Numero 6 Scompare Ringo invece il Ringo dei Rum che poi sbaglia e ha preso nettissimo margine di vantaggio Impressive Dance che affronta addirittura d'arrivo, isolato in avanti. Impressive Dance, figlio di Love You, che Vincenzo Luongo porta a un nettissimo primo piano dopo già il bel rientro effettuato. Viene a vincere nettamente. Il secondo posto è per il numero 3 Ida Trio, al terzo finisce il numero 7 Island degli Ulivi, 1:16,6, 31,1 a chiudere. E ottima impressione per questo Impressive Dance, a cui la corsa sicuramente non è venuta male, ma che ha dimostrato ancora una volta di essere soggetto davvero molto molto interessante. Vedete il Sauro di Vincenzo Luongo e Gennaro Casillo per il doppio di entrambi, questa volta per conto della signora Filomena Brigante.